Buongiorno a tutti cari amici, stiamo visitando il castello di Miramare a Trieste. Siamo sul viale che porta al castello di Miramare. Saluto. Oggi in questa giornata 30 agosto 2021, una meraviglia, uno spettacolo. Ed ecco allora cari amici il castello di Miramare a Trieste, la comunità stimatina di Gemona, padre Giuliano, padre Luigi e sottoscritto. Oggi una giornata comunitaria, una passeggiata insieme. È bello essere qui in questa giornata splendida. Non c'è un sole forte, clima ottimo, mare calmo, cielo un po' nuvoloso, clima veramente buono. Ecco, padre Giuliano, una piccola sosta, no? Per rispondere ai vari messaggi. Ma il messaggio più bello è che oggi vogliamo visitare questi luoghi. Ecco, ci sono molti turisti oggi, molte persone, non solo italiani, anche austriaci, di altre nazioni, a visitare questa meraviglia, questo castello famoso di Miramare, anche per la famosa poesia di Carducci. Ed ecco questa grande, meravigliosa fontana. Ecco laggiù il mare, qualche gabbiano che passa, qualche piccione. Ed ecco il castello di Miramare. La zona circostante. Abbiamo avuto davvero una bella idea oggi, abbiamo trovato una giornata mite per poter visitare questi luoghi. Per me è la prima volta e sono davvero entusiasta, contento di vedere queste meraviglie. Ed ecco che anche i piccioni vengono qui a bere, a fare il bagno. Non hanno paura, però hanno preso il volo. Ed ecco qui lo storico castello di Miramare ha ospitato il quartiere generale del contingente dell'esercito degli Stati Uniti in Trieste il 6 settembre 1947 al 24 ottobre 1954. Essi hanno reso sicuri i confini, ristabilito la libertà e la democrazia, preservato la pace, operando per il ritorno di Trieste all'Italia. Questa lapide è dedicata a tutti i soldati americani nel 50° anniversario, compimento della loro missione. Ha visto Miramare Castello, eccetera. Ecco, questa è la lapide, questo è il giardino.
e ci sono questi meravigliosi fiori che circondano la lapide che abbiamo visto. Perché dove c'è un castello? Guardiamo questo bosco, Che fiori. Guarda. Ed ecco qui il nostro padre Luigi. Ed ecco siamo proprio all'entrata del castello. Lo vado ad avvisare così ci Sì, prenotiamo. sì, ecco la proposta Un altro, di Luigi. Due. Allora pensiamo di fare un giro anche, un giro. Luigi, informati, informati. Un altro? Sì, il collega. Grazie. Ecco, quindi siamo pronti per fare anche il giro nel parco e poi la visita al castello. D'accordo? Mandalo a mia sorella. Dopo. Sì, sì, certo. Tre. Ecco, allora Luigi, Dall'altro mondo. da queste zone di confine, ecco, da Trieste, da questo castello, un saluto. Austro-Ungarico. Strungaro. Ciao. A Mina soprattutto, e poi anche padre Giuliano, qualche saluto. A chi? A tutti quelli che vuoi. A mia sorella, ai miei Sì, parenti. amici. Ciao a tutti. E gli amici del santuario. Siamo un'uscita di ferie, proprio un giorno Sì. intero, la comunità stimatina di Gemona insieme. Ecco, L'intera comunità. si permette una giornata proprio di ferie Sì. totale. Sì. Molto bene. Grazie, saluti a tutti. Ed ecco, cari amici, proprio da qui, dal castello di Miramare di Trieste, che si trova appunto alle mie spalle, da questo mare stupendo, da questo cielo un po' nuvoloso, ma la giornata promette abbastanza bene. Ecco, un saluto carissimo a tutti voi, a nome anche di padre Giuliano, di padre Luigi. Un saluto cordiale, una buona giornata, una buona conclusione del mese di agosto e un buon inizio del mese di settembre. Un caro saluto a tutti voi, buona giornata.